Un marchio che vuole rappresentare uno standard di qualità, ma soprattutto un ente che possa promuovere ovviamente il Made in Veneto qui nel nostro territorio. Lancia il marchio Veneto 100% per difendere le produzioni territoriali Alberto Stefani, nel giorno in cui si ritrova faccia a faccia con l'avversario diretto Giovanni Manildo davanti ai vertici della CISL regionale. Un nuovo vis-à-vis dopo il primo sulla sanità. Qui sul piatto ci sono i temi del lavoro, dell'economia e del sociale, e allora sull'altro fronte il centro-sinistra ribatte con il progetto dell'assessorato alla partecipazione. La regione, che ha il potere di fare determinate decisioni, coinvolge gli attori del terzo settore, associazioni private, associazioni di categoria, sindacati, per insieme proporre delle linee di azione molto concrete. Si guardano insieme quelle che sono le misure concrete per soddisfare questi bisogni. Tra i bisogni dei veneti, quell'autonomia chiesta giusto 8 anni fa con il referendum. Per Manildo il risultato è matematico. 0 nuove competenze, attacca, e 0 risorse in più rimaste in Veneto. In questi 8 anni la Lega è stata al governo nazionale per più della metà del tempo e negli ultimi 3 anni ha avuto un ruolo centrale nel governo Meloni con il candidato Alberto Stefani, vice segretario federale di Salvini. Eppure, conclude Manildo, nonostante il potere e gli incarichi, l'autonomia promessa non è arrivata. Lo sguardo nel centrodestra chiaramente volge altrove. Abbiamo continuato il percorso dopo l'approvazione della legge quadro. Nelle prossime settimane c'è la negoziazione sulle prime 4 materie non LEP, poi bisognerà proseguire con le materie LEP, tra queste l'istruzione, che rappresenterebbe per il Veneto una grande rivoluzione soprattutto per quanto riguarda le scuole materne. Frecciate a parte, resta una campagna dove i due principali avversari mostrano più sintonia di quella che si racconta, ma con dei distinguo. Io credo che su alcuni temi, sanità e sociale, le emergenze le conosciamo e le situazioni vanno affrontate anche al di là delle contrapposizioni ideologiche. Ci sono tematiche come queste che non hanno semplicemente una caratterizzazione regionale, ma provengono da programmazioni nazionali di anni, quindi è fondamentale riuscire a trovare delle soluzioni. Penso che il candidato del centrodestra abbia un problema di discontinuità, cioè debba scegliere se voler essere una forma di continuità del governo regionale o essere una forma di discontinuità, perché anche le suggestioni, le domande che sono arrivate oggi dalla CISL dimostrano effettivamente che tante cose, tante fragilità non sono state accolte. Ma c'è spazio purtroppo anche per le terribili storture di un periodo storico-politico che fa rabbrividire, come la scritta apparsa sugli spazi elettorali di Cassavio, Cavallino Treporti, quella frase "a morte gli ebrei PD", sulla quale sta indagando la Digos. Ritengo che siano scritte stupide da condannare e basta, senza se, senza ma, proprio sono forme di idiozia.